Lo hanno individuato dopo appena 4 ore dalla rapina. Ha un nome e un volto il responsabile dell'assalto all'ufficio postale di Massanzago. Si tratta di un 59enne di Piombino Dese. L'uomo, che lunedì mattina a volto coperto e armato di coltello ha fatto irruzione alle poste minacciando i cassieri e una cliente, è stato denunciato dai carabinieri di Cittadella. I militari sono arrivati a lui guardando le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Dopo la rapina il 59enne infatti era fuggito a bordo di una bicicletta. È entrato in posta poco prima, aveva puntato alla gola della cliente un coltello e aveva chiesto 1500 euro in contanti. Era scappato però con soli 600 euro, gli unici contanti al momento disponibili alla cassa della posta. I carabinieri, poco lontano dall'ufficio postale, hanno rinvenuto la bicicletta usata per la fuga mentre l'uomo si era allontanato a piedi. In tasca aveva ancora 590 euro e addosso la sciarpa usata per coprirsi il volto. Il 59enne, bloccato e denunciato dai carabinieri, non ha dato spiegazioni del suo gesto.